Io vengo da tutt'altro settore, ero nel settore immobiliare che poi ha avuto la grande crisi, si è fermato tutto e via dicendo. Avevamo questa vecchia casa che era di famiglia, non sapevamo cosa fare, quindi se venderla, se alla fine niente, l'abbiamo ristrutturata appunto con l'idea di fare un agriturismo. Abbiamo 6 camere che andremo ad aprire a breve, abbiamo tutta una serie di saloni che useremo per eventi, abbiamo questa struttura, questa loggia qua dietro alle mie spalle che viene usata per concerti, abbiamo un accordo con Malipiero di Asolo appunto per fare 3 o 4 concerti all'anno, per teatro, per altro genere di musicale, insomma. Ecco, nel 2010 siamo partiti, abbiamo piantato dei vigneti qua nella parte anteriore scoperta e adesso cominciamo a raccogliere i frutti. Facciamo vinificare una parte della nostra uva, che tra l'altro è biologica, e quindi anche il prodotto finale è un prosecco biologico. Ecco, lo facciamo vinificare, spumantizzare da terzi e abbiamo un prodotto che ritengo di qualità. Quello che abbiamo capito è che bisogna un po' cambiare il tipo di agricoltura, anche perché è inutile, insomma, io temo che molte problematiche a livello della salute siano dovute a come viene fatta l'agricoltura e quindi a ciò che mangiamo. Quindi credo che io sono convinto del biologico. Se potessi andare anche oltre, ho fatto tutta una serie di corsi anche di, come si chiama, di biodinamico e via dicendo, là è molto più difficile. Il biologico tutto sommato vedo che si riesce a fare. Che ci vorrebbe un maggiore incentivo da parte anche della regione, maggiore incentivo non solo economico ma proprio anche con quasi un convincimento, come posso dirle, una maggior spinta proprio per convincere, volta a convincere più agricoltori a prendere un po' questa strada, insomma una strada più pulita.